Costole e mandibole fratturate e il pensiero costante che quell'ora di violenza inaudita poteva costare loro la vita. Mentre Daniele Bellorio, 74 anni, e la moglie 68enne Mariella restano ricoverati in ospedale, i carabinieri sono a caccia dei banditi che hanno assaltato la villa dell'imprenditore del marmo di Mezzane, alle porte di Verona. 2. Passamontagna in volto, frasi in inglese ma accento dell'est. Potrebbero aver lasciato qualche traccia importante dentro l'abitazione dove la mattina di 2 giorni fa hanno sorpreso la 68enne mentre aveva appena aperto le finestre. Pugno in volto, la donna sviene, la trascinano in camera dove si trova il marito e cominciano a picchiare selvaggiamente anche lui. È un imprenditore, deve avere tanti soldi in casa, pensano, ma non è così. E allora, di fronte alle spiegazioni disperate e alle suppliche dei due coniugi, la loro furia sale. Legano gli anziani e continuano a picchiarli. Un'ora da incubo, prima della fuga con 4.000 euro e qualche gioiello. A trovarli poco dopo la domestica che fa scattare l'allarme. Avevano gli occhi fuori dalle orbite, pensavamo di morire, ha raccontato poi la donna in ospedale. La caccia alle belve è aperta.